È un'opera meravigliosa, stupenda, niente da dire. E spero di poter vedere anche le altre opere di questo famoso artista. Non immaginavo che fosse così bello. Ha due occhi che sembrano veri, sinceramente. È bello l'arte che hanno costruito, è bellissima, bello, è stato un'opera bellissima. Può valorizzare il territorio? Certo, certamente, quello che è passato di questi giorni è infinito. L'altra domenica sono venuto qua, neanche ci stavamo qua attorno. Ora che l'ho visto dico che è un'opera bellissima. Io spero solo che magari qualcuno non gli venga l'idea di incendiarlo, perché c'è già stato un episodio del genere. Spero che questo non succeda. Poi è talmente bello immerso così nel verde che anche il turista che viene qua si incuriosisce, perché è comunque un simbolo del nostro Veneto, orgoglioso Veneto. Bellissimo, chi l'ha fatto è stato bravissimo ed esprime energia e forza. Messo in questo punto dà un'energia. Per cui sono contenta, sono venuta in bicicletta da Vittorio Veneto e sono contenta di essere qua. Quindi merita sicuramente. Merita, lo consiglio a tutti. Poi penso ci sia anche una passeggiata da fare. Poi in autunno qua è bellissimo, perché ci sono tanti, a parte il paesaggio, ma tanti sentieri, c'è il lago, cioè qua è una zona turistica 12 mesi su 12. Meraviglioso. Ho fatto un po' di strada, sono venuta da Conegliano, ho parcheggiato giù ai laghi, nonostante il male al ginocchio. Sono arrivata, ma ne valse la pena. Bellissimo, bellissimo, spettacolare. E come se lo aspettava? Avevo visto delle foto, però la foto non gli dà giustizia, perché dal vivo è tutta un'altra cosa. Bellissimo, merita veramente di venire e di osservarlo dal vivo, insomma, ecco.